Un giorno mio padre tornò dal campo prima del solito e ci raccontò che arando aveva colpito una pietra. Togliendola per continuare il suo lavoro, notò che sembrava lavorata, come se fosse un pezzo di una statua. Un paio di giorni dopo arrivò un suo amico per vedere il pezzo. Allora tornarono al campo e ne trovarono degli altri e si accorsero che potevano davvero far parte di una statua, forse più grande di 2 metri. Ora, dopo 44 anni dalla scoperta di mio padre, sono stati trovati circa 5.000 pezzi, che formano 27 statue non complete, che rappresentano arcieri, pugilatori e guerrieri, messi a difesa delle tombe. Per noi e per i nostri genitori sono una scoperta molto importante, dato che sono le uniche statue di quelle dimensioni risalenti a quel periodo. La scoperta dei giganti contribuisce a creare un valore aggiunto alla storia della Sardegna e per questo mi impegno a raccontarla e valorizzarla tutti i giorni.